Cronache Trevigiane, un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Casatella Trevigiana DOP, provincia di Treviso. Z Group, Communication by Image. Ben ritrovati, una nuova puntata di Cronache Trevigiane dedicata al mondo del bio. Siamo all'azienda pilota di Veneto Agricoltura, qui a Valle Vecchia di Caorle, la più grande azienda pilota dell'Istituto Veneto, del braccio operativo della Regione Veneto. Con noi l'amministratore unico Pizzolato, buongiorno a lei, per parlare di un progetto importante, in una giornata importante, giusto amministratore? Di che si tratta? Un progetto importantissimo, per noi oggi una soddisfazione enorme. Si tratta di poter vedere in azione il primo trattore della Fend che ci è stato fornito, che funziona in Italia a olio di colza. Olio di colza che è una produzione praticamente del mondo agricolo, che può essere sfruttato tranquillamente sia dopo una spremitura a freddo naturale e tranquillissima, sia come olio per trazione di mezzi agricoli, sia come riciclo, diciamo, di tutto quello che avanza, per cui praticamente questo contesto che viene avanzato, questa tipologia di intervento, di lavorazione, questi residui che avanzano possono essere utilizzati tranquillamente nel mondo alimentare e agricolo per poter avere praticamente un riciclo completamente chiuso, una filiera talmente piccola che permette un notevole risparmio al mondo agricolo. Ecco, oggi si è parlato in particolare di un progetto di filiera corta e filiera chiusa. Perché? Come viene applicato qui a Valle Vecchia? Noi praticamente abbiamo cercato di usufruire e di sfruttare 24-25 ettari dei nostri campi che abbiamo qui a disposizione a Valle Vecchia, li abbiamo sfruttati a fondo, abbiamo estratto questa tipologia di materiale, di liquido che serve per trazione e abbiamo chiuso praticamente la filiera utilizzando il residuo per il bestiame che abbiamo qui a Valle Vecchia. Una filiera talmente corta che permette energicamente di poter risparmiare notevolissimo sia tempo sia soldi nel mondo agricolo. Nel sottofondo già si sente il motore di questo trattore, il primo in Italia. Sono 70 i modelli esistenti in Europa, prevalentemente Germania, Francia e paesi nordici. L'Italia si accoda immediatamente e la rivoluzione parte dal Veneto. La rivoluzione parte dal Veneto, la rivoluzione parte da Valle Vecchia, che ancora una volta come centro sperimentale della Regione Veneto si dimostra all'altezza della sua fama. Noi speriamo che oggi questo possa essere l'inizio per un mondo agricolo completamente nuovo, una filiera completamente nuova e possa permettere all'agricoltore di poter sfruttare appieno tutto quello che lui fa nel suo mondo. Dottor Pizzolato, noi la ringraziamo per essere stato con noi, ci vediamo insieme il primo servizio di cronache trevigiane e poi andiamo ad approfondire questo tema con i tecnici di Veneto Agricoltura. Inizia questo fine settimana l'appuntamento con la 35esima mostra mercato dei marroni del Monfenera, che vedrà impegnata la Proloco di Pederobba fino al 25 ottobre, giornata conclusiva di un calendario ricco di eventi. Lo scorso anno furono 80.000 i visitatori e quest'anno la festa ha deciso di raddoppiare, offrendo a migliaia di buongustai l'occasione di divertirsi in uno spazio confortevole, come ci spiega Manuel Bresolin. La festa, come vedete alle mie spalle, si è raddoppiata, abbiamo dato finalmente al paese, regalato al paese un'area gigantesca, sono 7.000 metri quadrati, 2.000 metri di capannone coperto col pavimento in legno, quindi siamo pronti ad ospitarne 160.000 persone. Fino al 25 ottobre ogni fine settimana appuntamento alle pendici del Monfenera con tanti eventi. Le iniziative sono tante, sono svariate. E mi piace tanto parlare del sociale perché la festa e la Proloco non è solo patatine fritte, abbiamo cercato di aiutare anche chi ne ha bisogno. Ad esempio la prima serata, il venerdì sera, è dedicato alle vittime della tromba d'aria di Vallà. Prezioso anche il lavoro dei produttori in un anno che, come ci spiega il sindaco Raffaele Baratto, vede gli ultimi passi per il raggiungimento del traguardo IGP. Credo che ormai questa è una manifestazione talmente importante che dà lustro alla nostra pedemontana, per cui credo che bisogna portarla avanti in maniera sempre più forte perché questo prodotto va riconosciuto ormai anche a livello regionale. Infatti si sta ormai ultimando il percorso anche dell'IGP, penso che anche questo è una cosa molto importante. L'ottenimento del marchio IGP ha infatti cambiato un po' la selezione del prodotto. Ai nostri microfoni Antonio Fragosa. Abbiamo dovuto fare prima un censimento generale, castagno per castagno, poi per la pezzatura, la vagliatura viene fatta, quelle
piccole si mettono da parte e hanno un mercato per conto suo. Quelle grosse, le extra e le prima, che sono quelle dell'IGP, vengono insacchettate e messe sul mercato per conto proprio. Vi aspettiamo dunque fino al 25 ottobre alla 35esima mostra mercato dei marroni del Monfenera, con un ricco stand gastronomico allestito in una nuovissima struttura dove chi arriva nello stesso tempo vede anche il posto di Marroni del Monfenara, le montagne nello sfondo. È questo che noi ci interessa, che la gente venga a vedere questa perla che è il nostro paese, è il nostro comune di Pederoba.